Succede tutto in un primo tempo travolgente, il Città di Villafranca domina, segna 5 gol in appena 31 minuti e vola in finale playoff del girone B di promozione, una semifinale senza storia, quella andata in scena al Fagnani contro una polisportiva Nicosia giovanissima e rivoluzionata che non riesce a contenere l'urto dei biancoverdi che ci provano già al 10° con Assenzio che prova a scaldare i motori, il suo destro però sorvola la traversa. È solo il preludio al vantaggio che arriva 2 minuti dopo, quando ancora Assenzio è il più lesto a ribadire in rete la respinta di Bello e firmare l'1-0 e il suo 11° gol stagionale. Da lì in poi è un monologo biancoverde. Al 14° lo stesso Assenzio inventa una grande giocata e serve Bucolo che va via alla difesa avversaria e davanti al portiere non sbaglia, sinistro preciso, 2-0 e primo centro stagionale per il classe 2003. Passano altri 120 secondi e arriva il tris grazie a Marullo che recupera palla, entra in area e da pochi passi batte ancora Bello per il 3-0, siglando il suo 7° gol personale. Il Villafranca è incontenibile. Al 19° l'Aquidara cala anche il poker, prima conclusione respinta, poi al secondo tentativo trova il guizzo vincente e conferma il feeling con il gol dopo la rete già segnata ai biancorossi lo scorso 22 novembre. Al 31° c'è gloria anche per Rando che aggancia l'invito di Bucolo, arma il sinistro e infila il pallone dove l'estremo avversario non può intervenire per il 5-0. Anche per lui è l'11° centro stagionale. La ripresa è pura gestione, il Città di Villafranca controlla e sfiora più volte il 6° gol, prima con l'Aquidara che manda di un soffio al lato, poi ci prova Assenzio da pochi passi ma trova il salvataggio quasi sulla linea di campione, mentre poco dopo il neoentrato errante, illuminato dal servizio di Assenzio, è sfortunato e da pochi metri centra in pieno il palo. Dall'altra parte il Nicosia prova a reagire, entra anche uno dei pochi veterani, il super bomber siciliano Santo Salerno, e Locastro dagli sviluppi dell'angolo successivo sfiora di poco il bersaglio. Finisce così con un netto 5-0 e la Città di Villafranca stacca il pass per la finale contro l'Orlandina in programma domenica prossima a Capodorlando. Servirà una vittoria ai biancoverdi per continuare a sognare l'eccellenza. Per il Nicosia invece cala il sipario su una stagione partita con ben altre ambizioni e chiusa tra difficoltà e cambiamenti profondi.